Quali sono gli obiettivi di questo nuovo Consiglio di amministrazione? Il recupero della reputazione e quindi il ritorno per quanto riguarda la banca ad avere una dinamica diciamo dal punto di vista della raccolta diretta che sia ordinata ed in crescita, un aiuto al territorio fornendo impieghi alle aziende sane piccole e medie, perché questo è il nostro obiettivo principale, continuare a pulire il portafoglio dei crediti deteriorati che per noi è molto importante e dall'altra parte infine un recupero fondamentale dell'efficienza attraverso un forte taglio ulteriore dei costi e una fortissima attenzione alla rete commerciale. Noi oggi abbiamo le priorità che ho testé detto e quindi prima di parlare di una fusione noi dobbiamo metterci a posto in casa e avere un recupero di reputazione. Anche oggi abbiamo visto tanta disperazione all'Assemblea nonostante ci fossero pochi soci, cosa dite a loro? Guardi, sicuramente questo è l'aspetto che più fa male, no? Perché da una parte credo che oggi ci sia stata l'apertura da parte del professor Penati e quindi del Fondo Atlante a questa compartecipazione dei vecchi soci che non sono dentro a, come dire, né all'azione di responsabilità né al passato della banca per poter entrare a 10 centesimi all'interno di questa realtà. Credo che oggi il prezzo voglia dire poco, è un'idea compartecipativa di una proposta di crescita. Molti soci purtroppo hanno veramente perso e hanno perso anche la fiducia. Spetta a noi cercare giorno dopo giorno col duro lavoro di cercare di riconquistarli. Un'altra questione importante è quella dei crediti deteriorati, molti sono preoccupati che non vadano svenduti. Ma guardi, la svendita dipende da quanto hai accantonato, da qualità del credito che hai, dalla garanzia che hai, quindi su questo aspetto io voglio essere molto preciso. I crediti deteriorati non sono tutti della stessa famiglia, sono di famiglie diverse. Noi pensiamo di avere utilizzato questo tempo, questi ultimi mesi, per categorizzare tutti i crediti deteriorati, soprattutto le sofferenze e le cosiddette inadempienze probabili che si chiamavano incagli. Da questo partiamo e velocemente vogliamo andare verso una vendita che però deve essere, come sempre, una vendita che sia coerente col valore sottostante dei crediti stessi.